D'altronde, caro Andrea, se non mangi, cioè se non fatturi non mangi. Perché poi se non fatturi non mangi e se fatturi da chi fa da mangiare, a volte mangi pure gratis. Magari, che fai? Lo sfrutti. Che fai? Quest'oggi dovrò fare le polizze. Ma impicciamoci. Quarto negozio in 4 anni? Quanta attività? Ma secondo te mi fa pagare la pizza? Io la pagherei, però tocca menagli. Polizze, birra italica, pizza a domicilio o sul posto al Diego Rosetti. Diego Rosetti, 387. E poi rimpizziamo se sul web troviamo a domicilio, eccezionale. Io tengo Trattino e Circolante. Andrea è un amico, ma prima nasce cliente, poi diventa amico. Nasce secondo questo malevezzante, poi cliente, poi amico, poi uomo, poi pizza, poi funghi, poi bianca. Si fa un bel mazzo, rischio di impresa, investito. Ci hai messo la faccia, ci hai messo i film, ci hai messo I sonni i persi. sonni. Però ne vale la pena. Speriamo. 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 Era un rantolo, non era un rantolo, quello sto speriamo ti fa capire un po' l'imprenditore come sta. Però aperto da 2 giorni, già si sta lavorando bene. Sì, sì. Perché Non serietà, ci lamentiamo. qualità e voglia, passione fanno lavorare. Io adesso magno, poi incasso e poi torno a lavorare. E lui si riposa e stasera rifattura. Secondo te sto male? Si può fare? Beh, per oggi. Rimpizzamosi. Direi di sì, dai. Rimpizzamosi a Vicenza. Bella per te, viva la vita, Gregorio VII e rimpizzamosi sul web perché te la portano a casa. Non riprendo te. Bella per te.